Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo. Ciao Marco, benvenuti a queste puntate speciali. E infatti sono puntate estive, noi abbiamo, diciamo, i nostri speciali estivi. D'estate che cosa si fa? Normalmente si recuperano film che magari non si sono visti delle precedenti stagioni, o addirittura si recuperano film in bianco e nero come faceva la Rai una volta, ma non solo, perché anche adesso mi sembra che d'estate si beccano dei film, voglio dire, storici, classici. Anche in streaming, in qualche piattaforma ha capito questa cosa qui, la sta facendo Esatto. con dei momenti mirati proprio. Esatto, io anzi vorrei dire, Massimo, che mentre è molto facile rintracciare in streaming dei film, diciamo, degli ultimi 15-20 anni, se andiamo nei classici la cosa diventa molto più difficile, e questo è un peccato, perché il web dovrebbe essere anche la memoria storica del cinema, ma se vedete, se magari andate, vi viene voglia di vedere qualche film, non sempre è recuperabile nelle piattaforme tradizionali di streaming, Amazon, a volte Cili ha di queste cose, però insomma non è così facile. Noi ne siamo andati a recuperare uno oggi, vado brevemente a parlarne, i due vasi di Sing Sing, dico bene? Sing Sing del 64. Del 64 con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Perché? Uno, perché sono due, una coppia di comici, insomma, storici del nostro cinema e non solo, a cui Massimo probabilmente per ragioni regionali sarà legato, e poi perché in questo film, come in molti altri di questa coppia, c'è una nostra cara amica che è coprotagonista, e sto parlando di Gloria Paul, che noi salutiamo sempre caramente perché gli vogliamo bene e perché ci ricordiamo una splendida puntata che abbiamo fatto con lei e che ricorderemo oggi, no? Dico bene, Massimo? Sì, perché estrapoliamo un suo racconto dedicato proprio a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, con la quale la mitica, bellissima, straordinaria, stupefacente, chi più aggettivi ne ha più ne metta, Gloria Paul, a noi affezionatissima, devo essere sincero, come ha detto anche il caro Marco, con la quale proprio lei ha lavorato tantissime volte. Questo tra l'altro era proprio il primo film di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con Gloria Paul. Devo dire che ci sono in questo film tantissime bellezze, di quelle da rimanere a bocca aperta, e il film però ha una peculiarità: è diretto da un regista che poi negli anni successivi diventerà un regista cult del horror trash slasher gore italiano, ma anche internazionale, e parlo ovviamente di Lucio Fulci. E poi aspetta, perché qua la cosa particolare di questo film, ci sono 4 maestri indiscussi del nostro cinema, ognuno nella sua rispettiva area di competenza. Il maestro della musica per immagini, che è qui Ennio Morricone. Sì, perché nei titoli di testa di questo film compare come all'americana, come se l'avessero detto gli americani, Ennio Morricone. Che poi, non si capisce perché, se è voluta quella cosa è uno sbaglio, io non capisco, però vedrete, se voi andate sul link che trovate nella descrizione di questa puntata, che vi porta proprio il link YouTube dove potete vedere questo film, vedrete che nei titoli di testa c'è scritto Ennio Morricone. Magari o era il titolista, era un americano e così come l'ha pronunciato l'ha inserito, o è stata una cosa anche un po' così scherzosa, beffarda. E comunque abbiamo il maestro Ennio Morricone, poi abbiamo il maestro del thriller horror Lucio Fulci, come poc'anzi abbiamo accennato, e poi abbiamo i maestri della comicità improvvisativa e parodistica Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, tutti insieme appassionatamente per questa commedia d'evasione, termine che più che mai appropriato, direi, dato anche il titolo e il luogo da dove devono fuggire questi due sfigatissimi cugini veramente siciliani, che ne combinano di tutti i colori, con Fulci dal 64 in avanti. Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Ciccio e Franco, come venivano solertemente chiamati, collaboreranno per altre 13 volte. C'è proprio un grande sodalizio. Peraltro Lucio Fulci diceva che questa era la pellicola, secondo lui, migliore che aveva realizzato con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.
se ci pensi è vero, perché registicamente è fatta in maniera perfetta. Cioè, a me ha fatto ridere una sequenza in cui c'è lo spogliarello bellissimo, Gloria Paul, meravigliosa, in cui dietro c'è questa band che suona questa samba, questa bossa nova, però metà degli strumenti che si sentono nella bossa nova non ci sono sul palco con gli strumentisti. Questa è la cosa tipica di quegli anni, molto tanto a risparmio, diciamo che l'occhio cadeva sulla Gloria Paul. Sì, no, nessuno, guarda, solo te sei andato a guardare i musicisti. Ma perché io vado a fare le pulci alle cose. Allora, è stato pubblicato tra l'altro nel 2021, quindi l'anno scorso, questa meravigliosa, per la prima volta, colonna sonora di Due vasi di Sing Sing, quasi completa, con la bellezza di 15 brani sia in vinile che in CD, dalla Sonor Music Edition, e poi pubblicata dalla Quartet Records, che è un'etichetta spagnola, e che contiene buona parte dei pezzi che si sentono nel film, tranne qualche breve brano di congiunzione tra una scena e l'altra, ma proprio robetta, magari qualche 30 secondi, proprio che per i completisti, vabbè, diremmo, vabbè, non c'è tutto, ma in realtà c'è. Ed è veramente, guardate, è proprio carino anche la confezione, tutto il racconto dentro. Tra l'altro, ti ricordi che all'inizio c'è una canzone cantata da un uomo di colore, da un nero? Sì, che fuori sync completamente. Rispetto... Infatti, anche quella meravigliosa. Tra l'altro la voce di quel nero lì è di Maurizio Graff, famoso cantante italiano, che ha collaborato tantissime volte, poi anche successivamente con Ennio Morricone, famoso Angel Face da Una pistola per Ringo, western, spaghetti western. E allora, fior di musicisti in questa colonna sonora prettamente jazz, swing jazz, che sappiamo, l'abbiamo anche detto altre volte, che Morricone non amava molto questo genere quasi improvvisativo di musica. Però qui devo dire che un po' facendo il verso alla partitura per eccellenza che ha aperto, dato il là al commento delle commedie italiche, quella di Piero Miliani per I soliti ignoti, col mitico Chet Baker alla tromba, soprattutto nel sequel, per precisazione, ma diciamo che un po' il verso lo fa. Però devo dire che Morricone poi ci prese il gusto, perché sia con Lucio Fulci che con Franco e Ciccio collaborò agli Imbroglioni, ai Maniaci, anche se la regia lì era di Castellano e Pipolo, e poi i Marziani hanno 12 dita, e poi in seguito collaborò con Fulci anche per un thriller del 1971 che era una lucertola con la pelle di donna, ultima cooperazione con Fulci come regista. Voglio dire Massimo che a onor del vero sia una colonna sonora dal punto di vista, come posso dire, del sound jazz, ma molto diversa dai canoni jazzistici che uno conosce. Insomma, è un jazz morriconiano, quindi è proprio strana come da questo punto di vista. Poi c'è la bossa nova, dentro ci sono anche dei pezzi veramente ballabili per le scene di danza, per le scene di commento del nightclub. Però ho notato, oltre il film che diciamo che risulta un po' datato, però ha le sue battute tipiche del duo comico, quelle sempre quasi con il nonsense, erano molto avanti. Diciamo che a mio avviso, magari qualcuno mi la prenderà come una bestemmia, ma io li considero i Monty Python pre-litteran siciliani, perché veramente era un nonsense totale Franco e Ciccio, soprattutto Ciccio con la spalla che faceva quasi da imbambolato, e Franco il completo rincretinito totale che ne tirava fuori di ogni. Qui vabbè, lo scherzo è sempre dietro l'angolo, e il finale io devo dire che non me lo ricordavo, e l'ho trovato anche inaspettato, perché non è un finale proprio prettamente comico, anzi dolce amaro, molto amaro, più che dolce direi. E infatti non lo raccontiamo perché se ne parla di questo per quanto riguarda la letteratura cinematografica, la critica cinematografica, e mi sono andato un attimo a studiare. Si parla di questo finale assolutamente particolare e molto spiazzante. Talmente surreale che diventa spiazzante. Io vorrei fare un passo indietro per dire che invece dal punto di vista musicale i titoli di testo di questo film e quindi il tema dei titoli di testa di Ennio Morricone è veramente di un livello superiore. Se pensate che quel tipo di colonna sonora lì andava in un film, appunto, come l'ha chiamato Massimo Privitere, d'evasione, capite bene che il livello, insomma, a quei tempi sapeva essere molto elevato. Guarda, quindi insomma, ascoltatelo. Sì, tra l'altro
questo tema jazzy duro e puro, molto virtuosistico, diciamo che anticiperà di molti anni, parliamo ovviamente del 64, quei viraggi più sporchi, più oscuri di Città Violenta, Il bandito degli occhi azzurri, che è quella per eccellenza jazz di Morricone, con autori come Enrico Pierannunzi. Devo dire che l'unica pecca forse che non c'è riportata è i nomi di alcuni, oltre a Maurizio Graff, che grazie a questo libretto del CD sono riuscito a scoprire chi era, ma non ci sono riportati i nomi dei virtuosistici e musicisti che interpretano questa colonna sonora, che all'epoca purtroppo ai noi e ai loro non venivano messi nei titoli, non venivano segnati e quindi poi alla fine non comparivano. Peccato. Bisognerebbe fare lì un lavoro storico sulla base dei sopravvissuti a quella colonna sonora per cercare di capire chi erano. Archeologico. Voglio dire anche un'altra cosa, che questa invece ha a che fare con gli attori. Ti sei dimenticato, c'è un cameo in questo film, sorprendente, forse il suo primo film, perché a un certo punto vedrete un giovanissimo Lino Banfi che compare in questo film. Io però, a proposito di attori, vorrei a questo punto, prima di chiudere questa nostra puntata, sentire le opinioni e soprattutto il ricordo della nostra Gloria Paul di quegli anni e soprattutto del ricordo del suo rapporto con Franco e Ciccio, perché di film ne ha fatti proprio tanti, la bellissima e bravissima Gloria Paul con Franco e Ciccio. Quindi andiamoci a sentire Gloria Paul. Tu hai lavorato anche con tantissimi comici, con Walter Chiari, con Lando Buzzanca, ma hai lavorato soprattutto con due miei connazionali, cioè regionali, vuol dire, conterranei, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, dei grandi siciliani. Siciliani voi? Io sono siciliano, di Catania. Tanti, ho fatto 7 film con Franco Ingrassia. Infatti. 7. E poi ho fatto una televisione con Franco che si chiamava Un uomo da ridere, che era molto carino. La regia era di Fulci, Lucio Fulci. Sì. Tra l'altro tu hai fatto con Lucio Fulci, hai fatto uno dei primi film della coppiata Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con le musiche di Ennio Morricone, che erano I due vasi di Sing Sing. Ennio ha fatto quella musica lì. Sì, una delle musiche. Prima che Ennio era Ennio, diciamo. Sì, prima che Ennio era Ennio, infatti. Ma Ennio, insomma, lui faceva gli arrangiamenti per Enrico 61. Era una commedia musicale che ha fatto con Russia, no? Sì. Hai visto? Sì, vero. Era per litigare nei giovanili. E lui ha fatto tutti gli arrangiamenti di questo, prima che era Ennio Morricone grande, capito? Però era sempre bravo, un grandissimo amico di Piero sì. E soprattutto avevano la General Music insieme, lui, Piero, Trovaioli, Armando Trovaioli e Bacalov. Sì. Che era un'idea di Piero poi questa. La famosa Orthophonic poi. È diventata, sì, però prima era General Music, sì. Anche loro improvvisavano tanto sul set, Franco e Ciccio. Sì, soprattutto Franco andava fuori il copione molto, sì, però qualsiasi cosa che faceva comunque era comico. Che dire, Massimo? Come si fa a non amare Gloria Paul e come si fa a non amare quegli anni d'oro del cinema e quei personaggi incredibili e questa musica. Allora, quindi andatevi a riscoprire questo film, lo trovate su YouTube come abbiamo già accennato, tra l'altro gratuito, quindi è un'ottima copia, restaurato in HD, quindi veramente impeccabile. Andatevi anche a rivedere la nostra puntata con Gloria Paul, perché Gloria Paul non ha lavorato solo con Franco e Ciccio, ha lavorato con tantissimi altri protagonisti del cinema di quel tempo e soprattutto ha lavorato con Totò, anzi è stata scoperta in qualche modo con un film di Totò, quindi e anche lì ci racconta tantissime cose su quel film che se non sbaglio era Totò la dolce vita, se non vado errato. Allora, abbiamo fatto questo ricordo di questa pellicola del 1964 che si intitola I due vasi di Sing Sing di Lucio Fulci con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Gloria Paul e musiche di Ennio Morricone. Alla prossima, ciao a tutti.